Interessante incontro a Portoviro presso la sede del Parco del Delta del Po su No-Triv, il comitato formatosi per evitare che ancora una volta si permetta l'estrazione al largo delle coste del Delta del Po. Il comitato, che era composto da Enrico Bonafè, Geremia Gennari, Renzo Marangon, Luca Bellotti, Diego Crivellari e con il padrone di casa Moreno Gasparini, presidente del parco, ha avuto interessanti spunti, ma soprattutto parole critiche sulla gestione del parco delle due regioni, Emilia e Veneto. Madrina dell'incontro Katia Ricciarelli, che si è impegnata a promuovere l'iniziativa in tutti i campi nei quali potrà intervenire. Dovevo partire con gli argomenti, ma mi viene spontaneo fare un grande ringraziamento a una nota soprano, direi numero uno per me, per l'affetto, per la sua origine, per la sua sensibilità che ha dimostrato quando l'abbiamo incontrata e abbiamo cercato nella sua attenzione di portare insieme con lei e con i colleghi che poi dopo andremo a presentare questa sensibilità verso questo problema, che è un problema che, come intelligentemente Katia ha colto, è un problema che riguarda tutti, non riguarda solamente i 9 comuni del Delta del Po, non riguarda solamente il presidente del parco o il parco in essere, ma riguarda un'intera area del nord Italia, del nord-est della regione Veneto. La trivellazione con il nostro territorio non c'entra nulla. Quello che volevo far notare però è che tutto quanto è partito in seguito all'approvazione, come ha detto benissimo il presidente Moreno Gasparini prima, dell'approvazione del decreto attuativo a marzo del 2021 per dare il via alle trivelle. Quindi passati il VAS, passato il via, passato l'AIA, le varie procedure per ottenere il sì da parte del governo, si arriva ad oggi. Però in realtà non è una trivella, non è un impianto che è stato proposto l'altro giorno. Qui stiamo parlando di un impianto che segue un iter molto più lungo. Si parla all'inizio degli anni 2000, quando l'ENI ha fatto delle iniziali ricerche. Nel 2002 ha detto l'ENI: no, per noi qui non c'è interesse per trivellare, non ci sono giacimenti, non c'è abbastanza gas perché sia proficuo per noi. Successivamente cosa è successo? Nel 2004 questa società, la Po Valley, ha preso la concessione, ha preso la richiesta e ha detto: no, per noi, siccome ci sono delle tecnologie nuove che ci permettono di monetizzare, diciamolo anche volgarmente, per noi è proficuo. Cosa è successo? Nel 2007 sono partiti tutti gli iter, si arriva al 2015, si arriva al 2017 quando rallenta la situazione. Quindi sono 4 anni quasi, che la situazione sembrava dovesse andare a finire a vantaggio nostro in un nulla di fatto. Adesso quello che noi dobbiamo attendere, oltre al ricorso al TAR, che è stata un'operazione magnifica, speriamo vada a buon fine, quello che dobbiamo attendere è l'approvazione del cosiddetto PITESAI, ovvero il piano regolatore, diciamo, delle aree nelle quali si faranno o no le trivellazioni. Cosa manca? Manca che è stato prorogato da febbraio a settembre 2021, a fine settembre 2021, quindi tra pochissimo, sembra ci sia un'ulteriore proroga. Cosa fa questo PITESAI qua? Ci dice dove sì e dove no. Quante planimetrie pensate ci siano all'interno del PITESAI? Cioè, quante carte secondo voi ci sono nel dire sì, no in questa zona? Zero. Abbiamo obiettivi concreti se pensiamo al 2050 e questo provvedimento non va assolutamente in questo senso. Quindi bisogna riflettere anche sotto questo punto di vista. Siamo in Europa e noi per primi, come Stato, dobbiamo rispettare quelli che sono gli obiettivi green già stabiliti. Sono ben 2 regioni che sarebbero interessate eventualmente a delle ripercussioni negative. Invece assistiamo soltanto a movimenti come il nostro, e questa è una testimonianza, mentre dalla parte ferrarese o ravennate o emiliana non si vede niente che via avanti, se non una manifestazione, una lettera da parte delle associazioni ambientaliste e basta. Quindi non so se noi altri
così siamo di serie B, di serie A, di serie quali. Però è evidente che c'è qualcosa che non va, perché abbiamo lavorato insieme al parco del Delta Emiliano per ottenere il riconoscimento di area MAP, cioè area UNESCO, e l'abbiamo ottenuta. Devo dire che siamo partiti noi e poi l'UNESCO ha detto: guardate che non siete voi solo i titolari del Delta, ma anche da parte ferrarese, quindi evidentemente. Io ho vissuto parecchi anni, ecco, e non vi dico quanto ho sofferto lasciati questo sfogo, quando sono andati in giro, non voglio dire per il mondo perché altrimenti lui dice hai girato troppo, ma soltanto in Italia, e dice il parco sì, no, ma quei ferraresi, quei bravi. E allora siccome che sta roba qua che è ancora qua, è evidente che questa hai sentito che questa cosa la dico sempre, perché non è impossibile, non si può sopportare che ci sia una situazione del genere, che se ne fregano altamente, può darsi che non tutti, però da quel che si vede fino ad oggi questo è. Grazie. Siamo ancora in tempo utile, spero, per poter fermare questa situazione, che assolutamente è una di quelle cose di cui il Delta non ha bisogno, perché noi stiamo accelerando drammaticamente quello che è il destino già segnato per questo territorio qui. I cambiamenti climatici lo stanno mettendo a rischio. Quando prima si parlava di un territorio fragile, è un territorio sotto il livello del mare. Abbiamo una previsione del mondo scientifico di un innalzamento del livello dei mari di 60 cm nei prossimi 80 anni, quindi difficilmente i nostri figli o i figli dei nostri figli potranno vivere qui se non ci saranno investimenti e risorse importanti. E dare una mano anche a questa situazione, accelerandola ancora di più, mi pare quantomeno miope. E questa è la prima considerazione. La seconda la faccio sposando la condizione che ha posto Gennari, perché stranamente noi abbiamo nella corsa per i riconoscimenti i due parchi che vanno a braccetto per avere il riconoscimento del MAP UNESCO. Va bene che ci siano tutte e due, per la distribuzione delle risorse del PNRR devono esserci tutte e due, e quando poi invece ci sono delle problematiche che riguardano tutto il territorio, non riguardano solo il Delta Veneto, ma riguardano giustamente anche quello emiliano, perché se guardiamo la collocazione dell'area è più davanti alla parte emiliana che non rispetto alla nostra, e siamo lasciati soli. Quando c'era la centrale termoelettrica di Porto Troia, l'Emilia Romagna aveva da ribadire giorno dopo giorno bisogna chiuderla, e avevano ragione. Adesso però, siccome a Ravenna ci sono già dei giacimenti produttivi e questo probabilmente va nella stessa direzione, di questa cosa qui non si parla. Quindi credo che giustamente quando si fanno le cose insieme, e questo vale per il PNRR e anche per le altre cose, bisogna essere insieme nella buona e nella cattiva sorte. Allora, Katia Ricciarelli, c'è Stali Laura, che dire, è una cosa interessante, importante avere come testimonio di questo No Triv Katia Ricciarelli e naturalmente il rappresentante della regione. Fammi le domande. E vogliamo chiedere al rappresentante della regione se ha qualcosa in più da chiedere a Katia Ricciarelli. Beh, allora, intanto onoratissima di questa intervista alla nostra testimonia. Katia, come ti senti in questa giornata tanto importante per il Delta, ma non solo, per tutto il Polesine, e come ti senti ad essere la testimonial ufficiale di questa iniziativa? Beh, ti dirò la verità che mi sento veramente bene, onorata, perché amo il mio paese, amo il posto insomma dove sono nata e ce l'ho nel cuore, e vorrei veramente che tutto quello che è stato detto, ho capito perfettamente tutto, non ero al corrente poi nel dettaglio, e sono contenta perché vi ho ascoltato con molta attenzione, e vorrei che tutti insieme, ecco, si avesse la forza di andare avanti con determinazione e di non mollare, assolutamente. Io sono anche considerata una donna molto forte, testarda, e non mollerò. Voi ce la farete? Dico di sì. Siamo?